A Scampia un gruppo di giovani lavora ad un telegiornale di sole notizie belle. L'inviata Doriana Laraia. Per anni siamo stati tartassati di brutte notizie, ci siamo convinti che questo è un quartiere senza speranze. Invece con questo TG volevamo raccontare il positivo di questo quartiere e volevamo raccontarlo soprattutto ai giovani di questo quartiere che hanno bisogno di speranze. L'informazione è una bella scommessa per Made in Scampia News, perché questi 12 ragazzi della periferia nord di Napoli vogliono parlare in TV solo di cose buone. Nasce così il TG delle notizie piacevoli, si parla di cultura, sport, solidarietà, impegno civile contro la povertà. Una redazione composta da giovani tutti sotto i 30 anni che vivono tra Chiaiano, Marianella, Secondigliano, Scampia, Piscinola. Io da sempre ho sognato di poter far parte di una realtà del genere, quindi è come un sogno che si realizza. Certo, qui partiamo per diventare qualcosa un indomani, però questo è un bell'inizio. Non abbiamo niente se non il nostro, penso, il talento, quindi è il nostro entusiasmo di andare avanti e il coraggio comunque di combattere anche verso la realtà. Tutti volontari i redattori di Made in Scampia News, per ora notiziario settimanale che va in onda sul canale TV Campane con l'obiettivo di ribaltare gli stereotipi di una realtà che ha attraversato gli anni bui delle guerre di Camorra. Un telegiornale che in punta di piedi vuole collaborare a far sparire il degrado.